Si erge anche in questa sera d'estate, come da oltre un secolo, vicino alla chiesa e alla vecchia Filanda, il monumento ai caduti di Campocroce di Mogliano. È lì per non cancellare la memoria di quanti hanno perduto sul fronte della Grande Guerra la loro meglio gioventù. Nomi però oggi di fatto sconosciuti anche alla stessa comunità a cui appartenevano. Ho deciso di fare questo studio, questa ricerca storica, perché parlando con i miei concittadini mi sono accorto che molti erano in dubbio, forse mio nonno, forse il nonno di mia moglie, c'era molta indecisione e avevo paura che la storia di questi ragazzi andasse persa. Così Sartorelli ha iniziato a scavare nella memoria e il risultato lo ha volutamente allestito durante la sagra paesana. Venire a sapere chi era il nonno, come è morto il nonno, dove è sepolto. Ho visto in questi giorni di apertura veramente un interesse, addirittura andavano a casa promettendomi che avrebbero chiamato i cugini perché venissero a sapere, a venire a vedere. 32 i nomi sul monumento e 32 le schede che raccontano non solo la vicenda umana e militare, ma anche il contesto storico nel quale è avvenuta. Così emerge la fame e la miseria diffuse in questi territori oggi considerati tra i più ricchi d'Italia. È la storia di Isacco Caccin, morto a 25 anni un giorno di maggio del 1917. Ha cominciato con andare a elemosinare e a tutti i costi voleva andare in guerra, da tanto era maltrattato dai padroni dove lavorava. Quanti come Isacco hanno visto nella guerra l'occasione di riscatto sociale, come effettivamente è accaduto per alcuni, mentre per la maggioranza è stato solo un appuntamento con la morte. Le leggi di allora, il terzo figlio, se il primo era in guerra non poteva andare, quindi ha dovuto aspettare che il primo fratello, quello più vecchio, rientrasse per poter partire. E poi dove è morto? È morto sul Carso durante la 10ª battaglia del Solstizio e morì anche in un modo veramente atroce, perché in questa distesa, no, di pietre fu colpito a morte e lì vi rimase per oltre 3 mesi. Inevitabile l'analogia con ciò che sta accadendo in Ucraina, dimostrando che lo scempio della guerra non conosce epoche. Ecco perché questa mostra diventa un segno nel ricordo non solo per Campocroce, ma per tutti. Sarà l'inizio di un nuovo progetto, un progetto che ci vedrà coinvolti in particolar modo il 4 novembre, dove tutti questi manifesti saranno affissi ai lati del monumento proprio per non dimenticare.